Ha esortato a una comunicazione costruttiva che rifiuti i pregiudizi contro l'altro e favorisca il dialogo e l'incontro Papa Francesco, ricevendo il premio E-giornalismo dalle mani dell'imprenditore veronese Giancarlo Aneri, unico ancora in vita tra i fondatori nel 95 del riconoscimento. Indro Montanelli, Enzo Biagi, Giorgio Bocca e lo stesso Aneri. Premio che aveva fatto discutere nel 2015 con l'assegnazione a Fiorello e che fa riflettere a 8 anni di distanza con quella al Pontefice, visto che la giuria, composta da Aneri, Giulio Anselmi, Mario Calabresi, Paolo Mieli, Gianni Riotta e Gian Antonio Stella, non ha evidentemente individuato nell'ambito strettamente giornalistico un collega ritenuto meritevole di segnalazione. Un segno dei tempi, ma tant'è. Il premio è andato al Papa giornalista che nel ricevere la delegazione guidata da Aneri ha ribadito l'importanza di coltivare sempre più il principio di realtà, condizione questa niente affatto scontata nell'epoca dei social network, delle fake news virali, delle notizie mordi e fuggi. Così aveva detto lo stesso Aneri nei nostri studi. Le colpe di quelli che danno notizie false non vengono mai messe da una parte e messe in evidenza invece quelli che danno le notizie vere. È tutto un calderone. È sbagliato pensare che l'informazione sia a 360 gradi. L'informazione è quella che ha una tradizione, che pensa ad oggi ma pensa anche al futuro. Una scelta inedita, quella di premiare un pontefice, hanno riconosciuto i membri della giuria, ma che va nella direzione indicata dai fondatori: aiutare il giornalismo a essere più consapevole del suo ruolo di libera espressione e di contributo alla costruzione della giustizia attraverso il servizio alla verità. La politica deve pretendere che ci sia un buon giornalismo, perché il buon giornalismo aiuta la politica. Il giornalismo non è contro la politica, è il cane da guardia della politica, ma se la politica si comporta bene, se la politica fa le cose giuste per il paese, il giornalismo la deve mettere in evidenza come fatto positivo.